saluto a tutti di buon Natale e un felice anno nuovo a tutti. Come vedete siamo veramente in un'atmosfera natalizia, bellissima, che è veramente quello che ci vuole per la gente per rilassarsi, per pensare a un bel pranzo di Natale. Questa di qua, perfetto. Allora, saluti a tutti, come ripeto, auguri di buon Natale e felice anno nuovo. Siamo tutti in pace, non siate nervosi. E ora passiamo alla rubrica letteraria, che la commentiamo, che come vedete qua praticamente dice Alessandro Manzoni. Parliamo di Alessandro Manzoni, che era veramente un personaggio grandissimo. Allora io vi leggo: I Promessi Sposi commenta le figure di Renzo, Lucia, Donne Abbondio e i Bravi. Io la commento le figure di Renzo, Lucia e Donna Abbondio e i Bravi. Ora io commento questo discorso, che ci sono queste persone di Renzo e Lucia, che praticamente io devo commentare queste persone, che c'era un personaggio come Alessandro Manzoni, che era alla grande di Renzo e Lucia, che praticamente loro si volevano andare un giorno a andarsene in una villetta da soli, che volevano commentare se andavano bene, se andavano d'accordo, perché visto che era un uomo e una donna, prevedevano che si volevano commentare assieme Renzo e Lucia, però hanno trovato un'altra persona, un ostacolo. Praticamente c'era un ostacolo, era come un ostacolo che gli dava fastidio, perché ci metteva sempre addosso, cioè ci andava sempre di davanti e non li lasciava stare concentrati. A Renzo e a Lucia, questo signore non li lasciava stare sereni. Questa è la figura di Renzo e Lucia. Adesso parliamo di Don Abbondio. E chi era Don Abbondio? Don Abbondio era un personaggio che praticamente andava in un pensiero. Ecco, io poso il foglio. Don Abbondio era un personaggio importante. Era un prete che cercava di sposare a questi signori. Lui voleva cercare di mettere questa unione a questi signori, a Renzo e Lucia. Questo prete, vedendoli che camminava per i fatti suoi, in un momento che lui era magari per i suoi pensieri, si è girato con la testa, e ha visto a questi Renzo e Lucia che commentavano commentavano loro per essere uniti per il matrimonio, perché volevano creare un figlio. Però c'era un ostacolo. C'erano i bravi, che i bravi erano persone che volevano cose della pace. I bravi erano persone che praticamente i bravi che erano? Ecco, perfetto. Noi parliamo dei bravi. E allora, i bravi erano cattivi, non bravi come si dice qua. Qua c'è messo i bravi, ma perché? Perché erano cattivi e ingannavano sia al prete che a Renzo e a Lucia. Li ingannavano. Ma che ingannano? Perché loro erano così bugiardi che si sono messi qui, bravi, l'avevano scritto qua in fronte. Loro praticamente, vedendo che erano gente brava, si sono fidati e invece sono stati ingannati, perché i bravi erano bugiardi, cattivi. Praticamente loro dicevano le bugie. Erano gente tagliata, erano gente che avevano un taglio qua, che gliel'avevano fatto perché si sono comportati male, ma non hanno perso il vizio di comportarsi male. Però il prete in un bel momento gli ha dato una bella bacchettata. Il prete gli ha dato una bacchettata e gli ha fatto un altro segnale qui da questa alla data. E in quel momento in poi queste persone, i bravi, che praticamente erano i cattivi, finalmente hanno fatto sposare a Renzo e Lucia. Finalmente si sono riuniti. Però giustamente questi cattivi persone sempre mettevano il bastone tra le gambe, tra
davano sempre fastidio, erano invidiosi che questi due andavano avanti, quindi si chiamavano bravi per ingannare a loro. L'hanno ingannati perché erano cattivi, bugiardi, e li hanno ingannati e non è giusto. Allora, e ora noi passiamo alle lettere, che ci sono un po' di problemi. Illuminato maestro, venuto dal cielo in terra a miracol mostrare. Mi chiamo Sonia, ho 19 anni e della vita non mi lamento, non mi manca nulla, anzi, veramente mi manca solo una cosa. Vorrei essere come Pegaso per poter guardare tutti dall'alto. Rimarrà soltanto un'utopia. Grazie, Sonia Licata. E allora, io ti dico che questa cosa che c'hai, questa cosa che tu vuoi volare, non è che puoi volare, non è che questa cosa che vuoi andare su, vuoi guardare tutto dall'alto, non è che tu sei hai le ali, non vuoi andare in alto, sei una persona umana che non vuoi volare, quindi come fai ad andare in alto e vuoi vedere tutto dall'alto? Pegaso, chi era Pegaso? Pegaso era il cieco, ma era il cieco che con le ali, cioè che voleva volare.